Rientriamo in questo studio ideale a Falcade per questa prima rassegna nazionale dei formaggi di montagna, 12 le regioni rappresentate, più di 80 formaggi in degustazioni, ma tutti formaggi di nicchia, di montagna. E c'è il formaggio che ha dentro il cuore della montagna, è così? Esatto, questo è un formaggio che con il simbolo del cuore proprio stampato nel formaggio rappresenta quella che è la passione che i casari del Veneto e tutti i casari in genere mettono nella lavorazione del formaggio, questo in particolare della latteria di Speloncia sul versante bellunese del Monte Grappa. Un'altra particolarità è il miele fiori, questo particolare formaggio che ha una lavorazione assimilabile a quella che è il taleggio, dopodiché viene spalmato di miele e cosparso di fiori ed erbe del Monte Grappa. Ed eccoci arrivati in Friuli per raccontarvi altri formaggi di montagna con una ricotta del tutto particolare. Sì, stiamo parlando del Quincir, che è una ricotta prodotta è un prodotto particolare della Val Canale ed è un prodotto che trae origine in malga, cioè durante il periodo estivo con gli animali all'alpeggio i malgari trasformavano il latte, producevano la ricotta, poi per conservarla per il periodo invernale la facevano acidificare. Ed arriviamo in Basilicata per conquistare il Parco della Bontà con dei prodotti straordinari, li raccontiamo? Sì, abbiamo il pecorino, un semistagionato, cioè un anno di stagionatura, è una forma di 40 kg ed è un ottimo formaggio, un semipiccante. E poi c'è il capra. Poi c'è il formaggio di capra, 3 mesi di stagionatura. Perché sono i più buoni del mondo i formaggi della Basilicata? Perché sono i più buoni del mondo. Sono particolari, siamo in Basilicata. Ed entriamo in Val d'Aosta per un formaggio blu erborinato davvero tutto da scoprire. Sì, un prodotto non direi innovativo, ma comunque dal 2004 siamo gli unici produttori di questo. Si chiama? Bleu d'Ost è un caratteristico erborinato che si parte principalmente da un latte intero pastorizzato, dopo una settimana dalla lavorazione, come possiamo notare, il prodotto viene buccato superiormente e posteriormente per fare in modo che l'aria e l'ossigeno facciano in modo che il Mycelium roquefort all'interno possa sviluppare le proprie muffe. E questo blu? Questo blu è proprio la muffa che si sviluppa. Se noi non facciamo questi buchi, in poche parole il prodotto all'interno rimarrebbe bianco. In base alla bucatura, che poi viene fatta dopo i 7 giorni, ogni 4, ogni 5, a 60 giorni il prodotto che possiamo ottenere è questo, con una qualità organolettica e buona e senza un sapore troppo forte di muffa effettiva che troviamo all'interno. Io ringrazio la Val d'Aosta, noi ci fermiamo qui, un po' di pubblicità, nella seconda parte ancora tanti formaggi tutti da scoprire, rimanete con noi. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te, perché siamo come te. Ed entriamo in Lombardia per presentarvi questo straordinario prodotto. Si chiama? Si chiama il Bagos, è un prodotto di nicchia, raro e unico, ce n'è poco, quindi costa caro. Quali sono le particolarità? Particolarità che è un formaggio latte crudo, si fa solo nei pressi di Bagolino perché altri non riescono a imitarlo
Rientriamo in questo studio ideale ancora a Falcade, ancora a raccontarvi questo abbinamento sci, sport, natura, turismo e soprattutto questo primo campionato nazionale dei formaggi di montagna. Siamo con il presidente Terenzio Borga, presidente di Aprolav, e con Bruno Bernardi, il direttore. Allora, presidente, i gusti dei formaggi di montagna veneti sono straordinari e questo dipende anche da una montagna straordinaria. Credo che il Veneto sia veramente l'emblema, l'esempio dei formaggi di montagna. Basti pensare a quante tipicità di malghe che abbiamo e a quante caratterizzazioni di zone che abbiamo oltre alle DOP, quindi anche i prodotti tipici, quelli particolari, quelli proprio delle malghe. I produttori, gli agricoltori, gli allevatori portano le vacche a pascolare in montagna, si nutrono ovviamente di un'erba sopraffina e da lì un latte squisito per fare questi formaggi squisiti. Il detto dei malghesi del Grappa è che da una malga all'altra senti la differenza sul prodotto. Bruno Bernardi, quando si dice che il formaggio è fatto a latte crudo, cosa significa? Vuol dire che non è stato pastorizzato il latte, ma viene preso il latte così come è munto, messo nella calliera o nella cisterna, portato a 38 gradi e a questa temperatura viene messo poi il caglio, si fa la cagliata, la rottura della cagliata e quindi è a latte crudo, e il mollacco è anche a pasta cruda perché subisce solamente un riscaldamento e la parte successiva viene dopo la rottura tolta, messa nelle tele e messa diciamo nel magazzino. Quindi bravi e grazie ai produttori di latte che continuano ad andare in malga. Noi siamo orgogliosi di rappresentare i produttori di latte a queste manifestazioni perché con le loro produzioni, con il loro latte meraviglioso facciamo sempre bella figura e quindi va il nostro ringraziamento per prima ai produttori di latte e per tutti coloro i quali si sacrificano nel periodo estivo per dare al consumatore delle eccellenze, delle specialità. E io ringrazio il direttore e il presidente di Aprolav e quindi mi associo grazie ai produttori di latte che continuano a svolgere il loro lavoro quotidiano. Noi ci fermiamo qui, un altro servizio di cronache e poi tra poco incontreremo anche dei personaggi, dei volti noti di Uno Mattina. Rimanete con noi. Frutta nelle scuole, da Bruxelles ancora 730.000 euro, in 2 anni 30 nuove DOP e IGP a tutela dei prodotti italiani. Al via il programma dedicato alla floricoltura di casa nostra. Questi gli argomenti di cronache dal primario di questa settimana. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia si è detto soddisfatto dell'incremento di 730.000 euro destinati al programma Frutta nelle scuole, fondi che si riveleranno utilissimi per potenziare l'iniziativa volta ad educare i bambini delle scuole primarie italiane ad un'alimentazione sana grazie ai buoni prodotti dei nostri territori. I fondi arrivano da risorse non utilizzate da altri Stati membri e quindi ridistribuite ai paesi con programmi già attivi. Tra maggio 2008 e aprile 2010 da 172 prodotti registrati l'Italia è balzata a 202 prodotti iscritti nel registro comunitario. In questi anni di attività il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha dato la massima attenzione ai tantissimi prodotti di qualità del Made in Italy, ottenendo il riconoscimento di ben 30 nuove DOP e IGP. Un risultato che dimostra il valore del patrimonio agroalimentare italiano e si inserisce nella strategia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari ad origine nazionale. Ora questi risultati vanno trasformati in opportunità di sviluppo per le filiere e per i territori legati ai prodotti di qualità. Entro l'estate infatti ci saranno altri importanti riconoscimenti, tra cui il formaggio Piave, il prosciutto di Sauris, il formaggio canestrato di Moliterno, l'aglio di Voghiera e la ricotta di bufala campana. È partita la nuova stagione del programma dedicato ai fiori e alla loro produzione Made in Italy. Grazie dei fiori, è questo il nome del format, verrà realizzato in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, le regioni e le aziende florovivaistiche. Andrà in onda ogni mercoledì mattina alle ore 9 su Rai 2 e approfondirà nel corso di 15 puntate la conoscenza e la tipicità dei prodotti del settore florovivaistico della penisola italiana. Un settore vincente e dinamico dove tradizione e innovazione si incontrano per essere a servizio della natura.